Qualcosa sembra muoversi per la sistemazione della cattedrale di Agrigento. Dopo 6 anni e mezzo arriva infatti il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 luglio scorso, un avviso pubblico di indizione di gara con procedura ristretta relativa all'appalto dei lavori per le opere di manutenzione straordinaria appunto della cattedrale. Il progetto, come afferma Don Giuseppe Pontillo, è finanziato al 50% con i fondi destinati alla Chiesa dell'8 per 1000. Intanto in merito abbiamo sentito le novità dalla vicepresidente Lobello. Assolutamente si sbloccheranno, le delibere sono in corso, quindi finalmente guardate, sulla cattedrale, che credo di essere stata quella che dal primo momento in cui ho messo piede in regione me ne sono occupata. Voglio ricordare che già alla fine del 2013, voglio ricordare quella conferenza stampa che avevamo fatto con il Presidente della Regione, dove avevo sfruttato una delibera del precedente governo che diceva che le eventuali economie del dissesto idrogeologico avrebbero potuto avere come finalità proprio la cattedrale di Agrigento, ed è in quell'occasione che avevamo già raggiunto economie per 17 milioni. Poi avevo lasciato quel posto, non voglio dire che altri hanno ritenuto altre priorità, ma certamente non l'hanno seguita con quella attenzione che avevo messo nel tempo proprio in riferimento alla mia cattedrale, alla nostra cattedrale. Abbiamo però fatto in modo che potesse essere inserito tra le opere del Patto per il Sud con finanziamento POC, quindi adesso insomma ci siamo, speriamo presto di poter dare il via all'inizio dei lavori.